domenica e da domani sembra che arriverà un caldo davvero infernale. In effetti tutti quasi i vari meteo confermano che ci saranno temperature veramente da record. Quindi dal 24 fino al 30 i termometri schizzeranno alle stelle. Diciamo che fino al 28 più o meno potrebbero arrivare tranquillamente sui 43 gradi, poi dal 28 al 30 la colonnina potrebbe raggiungere anche i 47 gradi, quindi facciamo record questa settimana. Già in questi giorni si è registrato un caldo pazzesco, perlomeno a sud, mentre a nord Italia ieri ha fatto tanta acqua, poi è uscito il sole, quindi un casino nel casino. Però sembra confermato da tanti meteo che questa settimana sarà davvero tosta. Dal 26 al 28 giugno molti meteo, ma molti dico, affermano che ci sia questa probabilità storica di arrivare anche a 47 gradi. Speriamo che questa previsione sia giusta, però per il momento è quello che si prefigura, quindi speriamo bene che non si avveri, anche perché 47 gradi con l'umidità che poi ci può stare non sarebbero più 47 ma chissà quando, quindi diciamo che al nord massimo si arriverà sui 40 gradi, invece al sud come sempre noi ci superiamo, potremmo arrivare tranquillamente a 47, tanto per cambiare. Quindi ragazzi mi raccomando, ciao Vittorio, massima attenzione nelle ore più centrali della giornata, anche perché per gli anziani e per i bambini da 40 gradi in poi secondo me non è consigliabile portarli al mare oppure fuori in questi orari centrali, diciamo di uscire dopo le 5 e di stare a casa dalle 11 alle 5 più o meno, che è l'orario più pesante dico io. Quindi ragazzi massima attenzione, può darsi che si mantenga sui 40-41, però non è detto che potrebbe arrivare tranquillamente a 47 come dicono. Non dico 47, però qua parlano confermato 43-47, quindi se è una via di mezzo facciamo da 42 in poi 43-44, che poi ci dà il colpo di grazia, arriviamo a 47, quindi però è sicuro che questa settimana non pioverà, non ci saranno nuvole, quindi sole, sole e sole. Sì, sì, ho visto, Vitto ha fatto pure un video, sì, l'ho visto, è successo un casino, stavano lavorando nelle fiere a Modena, a Bologna, proprio ho visto certe immagini di certi miei amici che le auto avevano proprio i buchi sui parabrezza, una cosa pazzesca. Quello purtroppo è accumula troppo calore e poi arriva sta bomba, anche perché ragazzi secondo me il clima è cambiato, quindi la colpa è anche di questo al finale, quindi il clima non è più quello di una volta ma sta diventando più una cosa tropicale come dico io, ci stiamo tropicalizzando come dico io, quindi mentre sta il sole poi arriva una tempesta incredibile, poi non siamo abituati noi a queste cose, Vittorio, quindi a Salerno qua si fa un po' di acqua, qua ci allaghiamo, figurati se arriva una tempesta qua a Salerno, qua quando fa un po' di acqua si blocca, ti giuro, si blocca Salerno, già si blocca di suo, di solito, perché qua arrivano da tutte le parti i turisti, gli americani, adesso con le navi crociere, costa tutto MSC, quindi già è pieno di turisti, già è un casino così, quindi poi quando si mette a piovere si intasa tutto, è in un burdello esagerato, perché io sono di Salerno, no? Salerno centro, io il sabato e la domenica non riesco a scendere nella mia città. Qua devi avere solo la moto per scendere, perché con l'auto scordatelo, non ce la fai. Fai chilometri, per fare 4 chilometri devi fare 3 ore. Se vai a piedi fai prima. Quindi perlomeno qua il sabato e la domenica
non è vietato scendere, sia nel periodo estivo che nelle feste natalizie, quindi è un casino per noi, cioè di Salerno, che non possiamo andare a Salerno, che poi io abito a 4 km dal centro, non è che sto, lo sa, 20-30 km, da qui a Salerno in linea d'aria sono 4 km. Col navigatore se lo metto e scrivo Salerno lungomare, mi dà 4 km, figurati, è vicinissimo. Il problema a sti 4 km è coda, quindi è un casino proprio. Comunque ragazzi, vi auguro una buona giornata, attenzione a questo caldo e come sempre ci vediamo al prossimo video. Ciao Vittorio, ciao a tutti comunque ragazzi, anche chi non si è collegato adesso. Sì, sì.